Buongiorno cari concittadini del DIPO, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Allora anche quest'oggi non registriamo nuovi casi di coronavirus qua a Terra DIPO, quindi questo ci fa ben sperare, anche perché l'unico caso di positività presente sul nostro territorio è ormai in fase di guarigione, se non è già guarito, e sta aspettando insomma l'esito dei tamponi di riscontro. E quindi insomma un buon fine settimana da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda i buoni alimentari vi faccio un aggiornamento. Fino adesso sono state presentate 230 domande, di queste 230 domande 65 non sono state considerate ammissibili, mentre per le restanti domande che sono state considerate ammissibili sono stati erogati fino ad oggi 44.000 euro. Calcolando che i buoni che ci erano stati assegnati erano per un totale di circa 57.000 euro, siamo quasi insomma arrivati a riuscire a elargire tutta la somma messa a disposizione dal governo. Adesso vedremo negli ultimi giorni di aprile insomma se ci saranno altre richieste. I buoni, come sapete, vengono consegnati dalla Protezione Civile, che ringrazio per l'enorme attività che sta facendo, e ringrazio anche tutti i commercianti che hanno voluto aderire con noi a questo progetto. Sono circa una ventina, come vedete potete trovare anche l'elenco sia sul sito che sulla pagina Facebook, e ringrazio anche tutte queste attività insomma, che magari nel loro piccolo hanno voluto insomma aiutare ancora di più le persone, magari donando qualcosa in più rispetto al buono, oppure donando dei beni che vengono poi distribuiti dalla Caritas, da Foglie Vive o da altre associazioni. Quindi anche questo è un segnale importante, perché il nostro tessuto produttivo, come al solito, sta rispondendo nella necessità e sta dando insomma un aiuto ancora di più concreto rispetto a quello che sta già facendo con le consegne a domicilio, aiutando le persone più anziane, aiutando le persone più in difficoltà. Quindi veramente Terra DIPO si dimostra sempre nel momento del bisogno una comunità unita, una comunità legata, una comunità che è sempre pronta a aiutare il prossimo. Come anche la Pro Loco di Terra DIPO, che per il momento ha deciso di donare 1.000 euro appunto sul conto dedicato sempre per aiutare le persone in difficoltà, non soltanto perché comunque le attività sono ferme, ma perché comunque come associazione dà la propria vicinanza alla comunità che rappresenta, alla comunità di cui fa parte, e quindi ci teniamo a ringraziare anche la Pro Loco per questo gesto che ha fatto, gesto che dovrebbe essere un gesto iniziale, dopo vedremo nel corso dell'emergenza se ci sarà la possibilità di concretizzarlo in altre maniere. Dopo quest'oggi è iniziata la distribuzione di un ulteriore contingente di mascherine. Ci tengo a precisarlo onde evitare problemi per gli over 65, perché sono sempre le mascherine che ci ha fornito Regione Veneto tramite Grafica Veneta, e il primo contingente che ci è stato fornito era una mascherina per ogni abitante di Terra DIPO. Adesso è un contingente un po' inferiore e quindi viene dedicato alle persone che possono essere più colpite, più esposte a quello che è il coronavirus, e quindi vengono consegnate alle persone che hanno più di 65 anni, dai 65 anni in su, quindi gli over 65, sempre nella stessa modalità, quindi famiglia per famiglia. Le volontari di protezione civile, che ringrazio, hanno un elenco con indicato via per via e civico per civico le persone, chi è destinatario, suonano il campanello e consegnano appunto la mascherina a chi è over 65 insomma. Un'ultima cosa, vi ringraziamo ancora per la disponibilità per quanto riguarda l'Ecocentro nell'evitare assembramenti e l'accedere in maniera ordinata alla struttura, e ringrazio ancora la Protezione Civile perché ci sta dando una mano a noi e anche al ambiente anche su questo fronte, perché appunto è lì, vigila sul regolare svolgimento delle attività, vigila sul fatto che non ci siano assembramenti. Quindi ringraziamo perché effettivamente stanno donando il loro tempo per far sì che la comunità riesca a rispondere in maniera adeguata a questa emergenza. Quindi vi saluto tutti, vi auguro un buon weekend. Sappiamo che sarà un weekend soleggiato, però sempre in casa, quindi cerchiamo di rispettare tutti quanti le regole
che ci siamo e ci hanno dato, ed evitiamo gli assembramenti, evitiamo anche le uscite per la passeggiata tutti quanti insieme, perché se è vero che l'ordinanza di Zai ha tolto i 200 metri, però è anche vero che le uscite devono comunque essere sempre in singoli, devono essere sempre a disposizione mascherina, guanti oppure gel igienizzante, e dobbiamo evitare in qualsiasi maniera gli assembramenti, perché vanificare il tutto per voler avere la libertà un giorno prima sarebbe veramente da stupidi, in quanto magari rischieremo di trovarci in una situazione ben peggiore di quella che stiamo già vivendo adesso. Quindi cerchiamo insomma di portare un attimo di pazienza fino ai primi di maggio, dove in teoria dovrebbe esserci finalmente la tanto agoniata ripresa delle normali attività, con tutte le precauzioni del caso. Quindi vi ringrazio tutti quanti e ci vediamo al prossimo appuntamento di aggiornamento.